Prosegue incessante l'azione repressiva del Corpo della Polizia Provinciale di Agrigento sulle tematiche ambientali contro il fenomeno dell'abbandono di rifiuti lungo le strade provinciali e sulla viabilità extraurbana. Tale attività, fortemente disposta dal commissario straordinario Raffaele Sanzo, è intesa ad imprimere una forte azione di legalità nel rispetto delle norme ambientali e di controllo del vasto territorio provinciale. Saranno ulteriormente potenziati i servizi di controllo e di pattugliamento sulle strade del territorio per prevenire la popolazione e solo successivamente per individuare e punire i responsabili dei gravi reati ambientali accertati. Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti è un delicato tema, afferma il commissario Raffaele Sanzo, le cui ripercussioni economiche per le operazioni di bonifica dei siti inquinati ricadono sull'intera collettività. Intesa altresì l'attività sulla viabilità con uomini e mezzi della Polizia Provinciale in considerazione della stagione turistica con la presenza di turisti e visitatori nelle aree di maggior traffico. Il commissario Raffaele Sanzo, in considerazione di Agrigento 2025, rilancia la necessità di promuovere con i sindaci della provincia un'importante attività educativa e repressiva al fine di debellare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sulle strade e un maggiore controllo sulla viabilità in occasione di particolari manifestazioni che richiedono la presenza degli agenti del Corpo della Polizia Provinciale.